Ma guarda dove che sono andato a rompere la bicicletta? Benedetto il Signore. Ah, buongiorno. Ah, buongiorno. Sono a posto, A posto. Ieri era ore che aspettavo, Ah, sì? Ma te enduro, a un certo punto non te la fai più, non te la fai più, e ogni posto è buono, anche un posto come questo diventa buono, Buono, certo. Avevo la vesica che la me pareva un ballone, mi pareva la vesica. Ah, sì? Sì. Di calcio? No, reostatico, caro. di quelli col cestello sotto. Col cestello sotto che ti verde il gas, che ti butta fuori il fuoco per fare che c'è la quota. Ma bravo! E se penso all'immagine del fuoco, pensando alle mie emorroidi, l'immagine del fuoco la che calza proprio a pennello, pensando alle emorroidi che ho forza di star sentata sulla sella, l'immagine del fuoco sotto la che calza a pennello, se penso alle emorroidi. Emorroidi, sta sentando sulla sella, l'immagine del fuoco sotto che casca a pennello. Bravo! Grazie! Prego! Quindi anche lui, un ciclista appassionato, mi fa tanto piacere. Mi no tanto! No? 8 ore sentata sulla sella, 8 ore al giorno sentata sulla sella, ma se rendelo conto, cosa che vuol dire? Vabbè, Le robe brutte, ho capito, sta sentata 8 ore sulla sella. 8 ore su una sella? Mica arrivo a casa, alla sera sono un po' straco, ho capito? Credimi. Sono un po' straco. Scommetto che non vede l'ora di arrivare a casa e di sentarsi tranquillo e beato. Che arriva a casa a sera e non vede l'ora di stare sentato giù a rilassarsi. Ma se che dico che sono già sentato 8 ore sulla sella? Sono sentato 8 ore sulla sella della bicicletta. Arrivo a casa, lui vuole che mi senta ancora? Ma mi scusi, ma se io per caso Dio torna in giro, o lui bauco da nascita? Sono bauco da nascita. Beh, se sei così non parlo.